Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, tra i tanti tesori del Museo di Santa Giulia c'è anche una fibula a S di origine longobarda del VI secolo d.C. Ammiratele e poi restate con noi per il proverbio in dialetto. Tra il 1994 e il 1996, sulla strada che collega Leno a Porzano, in località Campo Marchione, casualmente fu portata alla luce un'estesa necropoli di 247 tombe. All'interno della tomba 152 fu rinvenuto un ricco corredo femminile, del quale faceva parte la fibula S con terminazione a teste d'uccello, decorata con la raffinata tecnica del cloisonné, ha una base in argento e doratura che in origine interessava solo le zone periferiche. Negli alveoli si incastravano gli almandini. La spilla aveva la funzione di fissare il mantello della nobile longobarda. Il proverbio di oggi: dal fontanindo se l'aso, qua volte tocca berse. Andrea Lombardi, volto conosciutissimo di Teletutto e voce amica di Radio Brescia 7. Sono andati bene i tuoi programmi, Andrea? Beh, grazie al cielo sì. Benissimo, sì. Senti, dal fontanino, no, la leggi tu perché sei stato... Questa è difficilissima, già sono stato ospite nel programma, era facile, questa è difficile. Appunto che l'hai ricavata bene quella volta, ora invece vediamo. No, adesso proviamo. Allora, dal fontanindo se l'aso, qualche volte tocca berzo. Sì. Allora, beh dai, facile, dai, dal fontanindo se l'aso, qua a volte tocca berse. Ho capito, la traduzione è facile, la facciamo. Però dalla fontana dove ci si lava qualche volta tocca berci. Ecco, e tu che sei persona intelligente capisci che trasportato nella vita quotidiana questo proverbio insegna che purtroppo che bisogna fare qualche sacrificio ogni tanto e quindi insomma piegare la gobba. Bravo, potrebbe. È questo, bravo Andrea Lombardi, vedi, per questo che è un professionista della radio e della TV, perché è intelligente. Dalla fontana e dopo non saprei. Andò se l'aso? C'è sarà il fango, lo sporco, qualche volta sta il fango? Lo stesso. Dove sta il fango? Non lo so, dove c'è la zoo, che cos'è questo? Andò se l'aso, dove si lava? Ah, questa Dove si lava giù, diciamo. Qualche volta tocca bere lo stesso. O no? Su. Cerchiamo una fontana e poi... Bere su. Prima giù, poi su. Forse dal fontanile dove se lava, qualche volta tocca bere su. Va bene. Un 6,5. Dal fontanindo se l'aso, qualche volta tocca bersi, ovvero dalla fontanella nella quale ci si lava a volte bisogna anche bersi. Cioè fare di necessità virtù in qualche modo, adeguarsi a situazioni non sempre piacevoli. Questo è un po' l'insegnamento del proverbio di oggi. Bene, grazie per la vostra compagnia, rimanete sempre qui su Teletutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima, ora ci sono i nostri ragazzi, ciao! Ciao Luca, nella tua cucina c'è il tourterelle? Penso di sì. Sì, sicuro? Dove lo nasconde mamma il tourterelle? Non lo so, è il mattarello, penso. Il mattarello? No, il tourterelle è l'imbuto. Ah, sì, allora sì. Centro anch'io.